Ho avuto modo di occuparmi della Piedigrotta due volte, insomma, sul piano così operativo, professionale. La prima volta nel 60 con un gruppo di allievi dell'Accademia di Belle Arti, tra i quali ricordo i nomi di Rubertelli, che oggi è scenografo e titolare a San Carlo della scenografia del San Carlo, e Antonio Capuano, regista, insomma, allora allievi. Facemmo 8 carri, insomma, che sfilarono, insomma, tra il disinteresse generale, perché allora i carri erano praticamente monopolizzati dai carristi, insomma, quelli che solitamente facevano questo, insomma, che non permettevano delle incursioni, quindi quella fu un'esperienza abbastanza negativa. E quindi ci fu questa proposta da parte dell'azienda autonoma di fare uno spettacolo a mare. Di questo spettacolo aveva come soggetto la leggenda di Niccolò Pesce, quindi con delle scenografie dislocate su dei zatteroni enormi, insomma, montati a mare, una tribuna per il pubblico, insomma, che era proprio nella parte di via Caracciolo, insomma, cercare di convogliare il pubblico più su quel versante e liberare la città e soprattutto utilizzare il mare, che non era mai stato utilizzato. E credo che la cosa più riuscita, al di là dello spettacolo, che ebbe dei momenti, devo dire, insomma, li ricordo con piacere, devo dire, abbastanza belli, insomma, ci fu che lo spettacolo maggiore fu proprio quello del concorso delle barche a mare. È un'esperienza che mi dispiace molto che non sia stata più ripetuta, perché credo che abbia avuto, insomma, una sua validità. Non ci stringimmo sotto manto, a Madonna non c'ha da fare una buona vita con una buona e santa morte. E speranza mia stanno in mano a Maronna e Pierrotta. Mamma non ci ha lasciata, non ci ha abbandonato. Quando fu creata Santissima Trinità Benavigante, pregano tutto l'angelo, tutto l'arcangelo e tutte le sante do paradiso. Così un giorno Piedigrotta scomparve nel silenzio generale. Era stata la festa di tutto il popolo, non di un solo quartiere o di alcuni rioni. Artieri la descrisse come un moto corale inspiegabile in un popolo composto da individui distinti, non d'una collettività. E osservò: chi ha vissuto una sola volta le ore di punta della ressa stradale riporta il senso di colossale danza collettiva della famosa notte.